Ed eccomi in sella. Allora, come presupponevo, al punto d'incontro non si è visto nessuno, quindi altro giro in solitaria. Ma io non lo so, vi faccio questa domanda: ma a voi interessa girare in moto? Non lo so, perché tutti i giri che propongo non si presenta mai nessuno. Ora, o i giri non sono belli, oppure il wild non piace, quindi il fatto di dormire in tenda, anche se c'è la possibilità comunque di dormire in alloggio senza problemi, oppure non lo so, probabilmente alla gente gli fa schifo andare in moto, cioè gli piace solo andare al bar e fare la fotografia della moto parcheggiata davanti al bar. Insomma, il giro sterrato, vabbè, magari c'è chi non piace lo sterrato, vabbè. Sono le 10:20. Ho fatto la spesa per il pranzo, perché comunque in Svizzera i prezzi sul cibo sono proibitivi e quindi non mi va di spendere un sacco di soldi per mangiare a pranzo. E adesso incomincio il giretto in avvicinamento ad Aosta, quindi ho un paio di passi saliscendi qui dalle montagnette qui. I passi non li so perché comunque sono tutti quanti in francese, quindi non ci capisco niente, però vabbè, io seguo più o meno il navigatore. Tornione, Valle d'Aosta. Dai Bernardone, adesso arrivo. Gran San Bernardo. E quanta gente. Lac du Gran San Bernardo. In discesa da Gran San Bernardo, sotto la galleria sono le rientranzine sul lago prima della diga. E dato che è l'una mi fermo qui a mangiare. Cosa c'è meglio di un bel panino con la porchetta in riva al lago? Ai piedi del Gran San Bernardo. Favoloso. No, cioè zio, mettilo a posto. Non ho capito. Dove vai? Aspetta, fermati, ferma! Aspetta, fermati, dove corri? Ma perché corri? Vai piano! Aspetta, fermati! Fermati!
Fermati, aspetta! Ma fermati! Fermati, aspetta, vai piano, fermati! Ma perché corri, cazzo? Ma non... aspetta! Accosta mai! C'hai la ruota! C'è la ruota del carrello! C'è la ruota del carrello che tocca per terra! E la ruota! Fa le fiamme! Ok! Vai! Perché? Ok. No! I saw the flame! Ho visto le fiamme! The fire! Oh, putain, putain, te cura come una santa, sei proprio stupid. E sì che suonavo pure. C'era un terremoto nel Valesia. Questo terremoto ha fatto delle fissure nelle rocce e il livello dell'acqua è sceso. E finalmente nel 1949 c'erano qui i primi visitatori. Aber in 1946 gab es eine große Erdbeben hier in Wallis. Diese Erdbeben atrissen in Berggeschmack liegend. Die Wasserspiegel ist dann in einigen Monaten gesunken. Seit dieses Jahr es hat sich nicht bewegt und in 1949 waren hier die ersten Besucher. De partir de la grotte et en quelques mois le niveau de l'eau est descendu jusqu'à celui qu'on a aujourd'hui et depuis il n'a pas bougé et finalement en 1949 on a pris ici les tout premiers visiteurs. Visita nel lago sotterraneo terminata. E adesso mi dirigo verso il supermercato e poi bivacco. Ma guardate, a 4 km dal supermarket e dal paese mi trovo il cartello qui in mezzo alla strada bloccata. Mo sarà bloccata per davvero o sarà bloccata per finta? Il problema è che qui in Svizzera se passo e mi beccano mi arrestano. Che stress, adesso devo cercare una via alternativa, vediamo se esiste, per non fare il giro del mondo. Arrivato al bivacco, guardate che spot, c'è la fontanella e potable drink serve drinking, quindi c'è anche l'acqua potabile. Il barbecue fatto benissimo, praticello qui davanti per mettere giù la tenda, vista fotonica. In teoria è un passaggio pedonale, ma credo che qui la mattina non passi nessuno prima delle 8 o alle 7, quindi grossi problemi non ce n'è. Chiesettina, bello, e questa è la vista.
paese. Qui c'è ancora l'uovo via qui che va su e giù, ma credo che non porti su nessuno a quest'ora. E basta, questa qui è la chiesetta dentro. No, è aperta per entrare. No, è chiusa a chiave. Però almeno la porta di legno è aperta. Bella, grazie per la donazione. Hanno messo il QR code per fare la donazione. Magari domani mattina €1 glielo lascio. C'è anche la campanella da tirare. Però non lo tiro perché non vorrei che poi suona tutto il mondo. Bello, molto bello. Perfetto, per oggi sono arrivato. Adesso accendo e mi sistemo. A dopo. Buonasera a tutti, il sole è tramontato. Io sono qui da solo insieme al rumore delle cicale e ai pipistrelli che ogni tanto volano e si mangiano le zanzare. Là dietro si vede un po' di montagna. Io ho finito di mangiare con tranquillità, adesso aspetto che diventa buio del tutto e poi mi metto a letto. Sono le 8:30, quarto alle 9, 20 alle 9. Il posto è una figata, veramente bello. Spero che domani mattina sorga il sole proprio dove dico io, che così mi sveglio col sole in faccia, che picchia sulle montagne. Se non c'è nebbia, che non ci sono nuvole basse, che non c'è foschia, un posto da paura. Ciao a tutti, buonanotte e ci aggiorniamo a domani mattina dopo colazione. Ciao. Buongiorno a tutti, sono le 7. Appena sveglio, ho dormito bene stanotte, non dico che faceva freddo, ma insomma, quasi quasi anche sì. Il sole sta sorgendo, si vede dietro le montagne là in fondo. E adesso sbaracco tutto, bevo un caffè e parto. Tempo mezz'oretta, massimo 40 minuti. E in teoria lassù ci dovrebbe essere un lago, un ghiacciaio o qualcosa. Adesso scendo e poi risalgo lungo la strada lì, vediamo fin dove riesco ad arrivare. Vediamo, se tanto è presto, ce la potrei fare. A dopo. Giorno 2, in discesa dal punto bivacco. Sono le 8, qualche macchina inizia a salire. La notte invece l'ho passata tranquillo, senza nessuno che mi disturbava. Solo stamattina, alle 6:30, c'era un ragazzo che prendeva l'acqua dietro la tenda, nella fontanella potabile. E io da buon cinghiale, appena mi sono svegliato, ho fatto un rutto, una scurreggia, di quelle proprio fotoniche, e non mi ero accorto che lui era dietro la tenda, si è messo a ridere, e poi mi ha detto qualcosa in francese che non ho capito. Gli ho detto bonjour, e è stato contento di incrociare una bestia come me. Però vabbè, insomma, si è fatto una risata anche lui. Però dai, alle 6:30, cioè, si fa andare a correre o camminare in montagna alle 6:30, non c'era quasi neanche il sole. No, il sole no, che sta sorgendo adesso, là in alto, che sta spuntando dietro le montagne. Però non c'era quasi neanche luce. Vabbè. Comunque dicevo, adesso proseguo il giro. Volevo andare fino al ghiacciaio o al lago o quello che c'era, visto che ero qua in zona ed è relativamente presto. E poi proseguo e passo le Novene e passo il Gottardo attraverso la famosissima strada della Tremola, che però voglio fare in discesa perché in salita l'ho già fatta. Il lago, bello. E ci sono i pescatori della mattina presto e tanti ce n'è pure. Ci sono matti, cosa vieni qui a fare a pescare i trotti?
Svizzera, come sono organizzati, ti permettono di arrivare in posti figata. Beh, per quello modo un secondo vado a fare un giretto. Diciamo che se qualcuno vuole venire a dormire qui sotto il ghiacciaio siamo a 2360 metri. Bello freschino però, qui è inverno già, quindi equipaggiati per un bel trekking invernale potente, ci saranno 5-6 gradi scarsi, freschino. Discesa dal ghiacciaio, direzione Pasto della Novena. Già che sono di passaggio, sto verificando un altro posto che avevo visto, potenziale in caso di pioggia, per fermarmi a dormire. Qui c'è sono queste insenature dentro a bordo montagna, a fondovalle, coperte scavate, dove dentro c'è una specie di via crucis. Qui isolato, non passa nessuno. Sotto la grotta, qui in caso di pioggia, è perfetto. Quindi questo punto me lo segno, che non è male. Dovessi mai ricapitare di qui. E dopo aver superato un po' di paesini, Briga, Vispe e quant'altro, eccoci in salita. Nufferen, Grimsel, Furka, Oberwald, Munster e Niederwald. Passi tutti aperti. Probabilmente il Furka e il Grimsel li farò al prossimo giro, gli altri non li conosco, non so dove sono. Magari li cerco e li aggiungo. Comunque in Svizzera sono strani, con i limiti di velocità, con le varie velocità. All'interno dei paesi 30, ma 30, cioè non 32, 30. Vanno tutti piano come delle lumache, io non si riesce a capire. Vabbè, 30. Come finisce il paese, che finisce il cartello del centro abitato, incominciano a scannare come dei folli, fanno tipo 80-100 per le stradine, curve, sgommano, fischiano le gomme. Ciao Tesla, dai, su Nino, se questo qui si ferma sta anche a far notte, su, porca merda. Nuffenen a destra, Furka e Grimsel dritto. Nuffenen Pass. Sto arrivando. Nuffenen Pass 2477. Bello, bello in alto. Nuffenen. In salita al Gottardo per la strada brutta, cioè quella ad alto scorrimento.
Ed eccoci arrivati. Penso a te. Lì c'è la festa, c'è la fiera del mangia mangia. Eccola signori, questa è la famosa Tremola, con la sua serie infinita ritornanti, tutta fatta in San Pietrini. La Tremola del Gottardo. E con la discesa della Tremola vi saluto. Anche questo weekend sta quasi per giungere al termine, ormai è arrivato in fondo ad Airolo, prendo la via del ritorno. Grazie per aver visto il video fino a qui, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e se volete unirvi per qualche altro mio giretto che organizzo, trovate la lista degli appuntamenti nella sezione eventi della mia pagina Facebook.